Ancora un episodio di aggressione ai danni di sanitari dell'ULSS 1 Dolomiti. Ad Agord un'infermiera in servizio al pronto soccorso è stata colpita con un pugno da una paziente, a quanto pare irritata perché non le sarebbe stato consegnato il metadone che pretendeva. Un episodio, quello di Agorod, assolutamente deprecabile, assolutamente ingiustificabile, che però fa riflettere sul fatto che dobbiamo veramente recuperare un senso civico importante, qualora ci rechiamo in ambienti come quelli appunto di cura, dove bisogna avere soprattutto il massimo rispetto per chi cura. La donna, seguita per la sua dipendenza da stupefacenti, era accompagnata da un uomo ed avrebbe anche estratto un coltello. La coppia, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata. Quello che inquieta è il costante aumento di simili episodi. Le do due dati che riguarda appunto l'azienda sanitaria ULSS 1 Dolomiti. L'anno scorso abbiamo avuto 69 segnalazioni di violenza, 41 erano verbali e il resto erano, come dire, fisiche. Quest'anno a settembre siamo a 66. Quindi vuol dire che siamo di fronte a un fenomeno che sta, come dire, si sta sviluppando in maniera preoccupante da questo punto di vista. Certo, non è possibile sicuramente avere un presidio di sicurezza in ogni ospedale, però insomma ecco, bisogna mettere in atto quelle misure di vigilanza che sono importanti anche per detendere un po' questi aspetti. Proprio oggi ULSS 1 Dolomiti e prefetto avrebbero dovuto firmare un protocollo d'intesa a tutela dei lavoratori ospedalieri, firma slittata a domani per cause esterne all'accaduto, ma che proprio alla luce dello stesso diventa assolutamente urgente e indispensabile. Avevamo questo appuntamento che per cause di forza maggiore viene rinviato, è la firma di un protocollo che sottolinea l'impegno che azienda sanitaria e prefettura hanno assunto nei confronti della sicurezza dei lavoratori e in particolare appunto dei lavoratori in ambito sociosanitario.